fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifico Dio i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vittima spirituale il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Il tuo popolo in cammino cerca in te la via, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. È il tuo pane Gesù che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Nulla mi può mancare nei tuoi pastori, se in valle tutta oscura io cammina dovrò, vicino a te Signore più nulla temerò. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pastori. Per me hai preparato il pane puoi portare, il calice mai colmo di vino celestiale. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pastori. Sia ordinata, tranquilla, serena come tutti gli altri anni. Spero di poter incontrare in queste sere i portatori per appunto sostenerci un po' insieme, no? Quindi è una cosa importante anche questa. È un momento di festa, ma è anche un momento di preghiera. Voi sapete quanto ci tenga anche questo, no? Che si svolga tutto nell'ordine e nella disciplina, perché altrimenti guardate che c'è già tanta gente che poi ride di noi, se facciamo i pagliacci come stanno, testimoni di Geova, atei, miscredenti e tutto il resto appresso. Quindi se diamo una bella testimonianza di noi, bene, se facciamo i pagliacci, peggio. Quindi perciò ci tengo molto che la processione, come i dettami del Vescovo, duri 2 ore e qualcosa massimo. Perché oltre le 2 ore incominciano a non capirsi più niente, vedi Madonna delle galline a pagare. Se vogliamo arrivare con una così, prendiamo pure i galline, va bene? I pavoni, tutto quello che volete. Noi siamo seri, mi raccomando, senza nulla togliere a nessuno, ma siamo seri. Allora, le cose cominciano il 4, giovedì. Giovedì sera, giovedì mattina c'è la messa alle 9 per chi vuole partecipare. Giovedì sera non c'è la messa, alle 19 ci incontriamo in Chiesa Grande per un momento di cultura. Presenterò un libro che è stato scritto su un personaggio che nacque a Passiano. Dice, ma dove nacque? Nacque a Villa Eva, a Via Filangieri, che all'epoca era piena Passiano. E fu battezzato e scritto nel registro di Passiano, Carlo Filangieri, il figlio del grande Gaetano. Poi vedremo chi sono questi personaggi. A fianco a questa persona storica, nella mostra ci sono tante cose belle della parrocchia che vedrete, no? E tutti i regali che abbiamo potuto avere in questi anni, le cose più belle saranno esposte, come doni, molte cose sono donate,
maggioranza, stragrande maggioranza sono donati. Io ho voluto arricchire la chiesa parrocchiale perché quando sono venuto a Paziano ormai 18 anni fa sono rimasto molto male vedendo quello che i ladri avevano combinato. Allora è stato come una specie di fissazione, e tutti quanti teniamo fissazione, mica solo voi, ma tutti quanti. E chi ha una fissazione, e chi ha, io quello che sa, quello di riempire un'altra volta la chiesa pomeriggio. Vabbè, ho fatto male, non lo so, ma nel frattempo le cose si stanno, sono belle. E qui sempre di più, meno male, bravo. Però ci vogliono anche le offerte, perché sennò nessuno ci dà niente per niente. Allora, ma è per amore della Chiesa, ma anche perché io sono cavense, cioè io amo profondamente il territorio, amo la storia delle nostre chiese, della nostra città, di Napoli, no, della Campania in genere, quindi voglio vedere che anche ciascuno di noi ha un po' di cultura elevata, no? Queste cose qui contribuiscono alla cultura, non sottovalutiamo. No? Quindi allora, un momento culturale, personaggi storici importanti, personaggio storico per noi, che è Rosaria. Quindi nella mostra del 4 c'è un angolo dedicato a lei, a Rosaria, a un anno quasi dalla morte. È una sorpresa che voi potete vedere nella vetrina, a diffondere questa notizia, perché io vorrei che la popolazione ci sia il 4, giovedì sera. Poi tornate venerdì alle ore 19, c'è il primo vespro del Salvatore, quindi già entriamo nella festa vera e propria, con il lucernario, e il vespro sarà presieduto dal parroco greco ortodosso di Napoli, quindi c'è una celebrazione solenne secondo il rito greco, che significa pure in italiano, non in greco. Se c'è qualcosa in greco poi la traduciamo immediatamente in italiano, quindi è una bella celebrazione, molto solenne, dura pure parecchio, quindi poi sentirete le campane, mi raccomando, un certo numero di persone, e poi sabato è la festa, ci sono le messe al mattino, pomeriggio, e la sera alle 20 col fresco abbiamo il pontificale della Padre Tedesco. Domenica prossima alle ore 18 ci sarà la processione. Al rientro celebra il nostro vescovo. Va bene? Questo è il programma, potete vedere, leggetelo attentamente, mi raccomando, non vi dimenticate niente. Cerchiamo di stare, questa settimana che dovete fare? Chi va in vacanza, vabbè, ma chi sta qua viene a fare le vacanze per noi. Approfitto anche di questo momento per ringraziare tutti coloro che hanno con sempre generosità e dedizione preparato questo momento. Da chi ci ha offerto il terreno, Giovanni è sempre molto gentile, accogliente nei miei confronti e quelli degli altri, lo ringrazio di cuore come sempre, e anche voi ministranti, il comitato e coloro che trasportano è tutto il necessario. Guardate che bellezza, sono cose belle che ci fanno intendere anche la serietà del momento. Poi vedo nel solito lato in fondo a destra c'è un rinfresco, no? Già stiamo freschi sotto le noci, continuiamo perché altrimenti poi si lamentano che la roba rimane e devono portarsela a casa un'altra volta. Ma io so che stasera non rimane niente assolutamente, ma anche i vassoi rimarranno, quindi state tranquilli. Allora, grazie di cuore pure a voi, vedo un bel gruppo con un centinaio di persone, stanno forse pure più. Vediamoci queste sere, va bene? Diffondete la voce e un applauso e viva il Salvatore nostro! E sosteniamoci nella fede, che è anche cultura, mi raccomando, senza avere paura di niente e di nessuno. Andiamo avanti. Nel nome del Signore andate in pace. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto vuoi, abbi di noi pietà, abbi di noi pietà, vorrei salire del cielo, vedere come bellissimo, Madre e Madre di Gesù, prega per noi Maria, prega per i figli tuoi. Top.
La zeppolina? Una zeppolina? Mamma mia,